Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 4. Quest'oggi continueremo la nostra grande avventura, al solito nel nostro grande covo sassoso. Vediamo di intraprendere immediatamente questa nuova sfida. Allora, la nostra famiglia sta diventando sempre più grande, sempre più autonoma, i nostri figli procedono con la scuola e vediamo adesso di andare avanti con la nostra carriera. Il piano di sopra è stato quasi ridefinito e ci manca solo qualche dettaglio, però adesso vediamo di investire i soldi come meglio crediamo e dobbiamo. Benvenuti finalmente al covo sassoso, vediamo di ripartire. Allora, il nostro grande Edward per adesso si ritrova a letto, sta recuperando le forze, ovviamente anche sua moglie, come potete vedere. Io credo che è arrivato il momento di far alzare Edward, visto che ha recuperato un po', e vedere un pochettino di fargli fare una bella doccia calda e sensuale. Anzi, facciamogli fare un bel bagno con schiuma per eliminare questa tensione. E io credo che l'unico antidoto per eliminare la tensione sia quello di svagarsi, quindi vediamo un pochettino di giocare al computer. La nostra figlia, eccola qua, sempre che cerca di effettuare esperimenti, le boccettine saltano in aria. Fermiamoci un attimo, facciamo il pieno, un bel po' di cereali e dopo possiamo anche effettuare un po' di compiti. Vediamo se ne abbiamo. Perfetto, vediamo di continuare a fare i compiti. Nostro figlio, eccolo qui, gioca un po' al computer. Vediamo di mandarlo in bagno. Ok, e dopo anche lui vedrà di effettuare i suoi soliti compiti. Attenzione, parla dei sogni con qualcuno. Allora, per quanto riguarda la loro attività scolastica, è importante portare 2 abilità al livello 4, sia per un ragazzo che per l'altra. Però, facciamo un attimo di pausa. Allora, Edward vede di giocare, nostra moglie a breve si alzerà e dopo... Ah, si è alzata, perfetto. No, rimandiamola a dormire perché è un po' troppo stanca. Per quanto riguarda il nostro ragazzo, ok, porterà avanti l'abilità, come abbiamo deciso, creatività e magari sociale. Mentre la nostra figlia porterà avanti, ha già portato 2 abilità mi sembra, ok, vedrà di andare a scuola con lo stato energico. E sabato ci sono 2 giorni di ferie, quindi tranquilli, sperimentiamo un po'. Parla intanto con tuo fratello. Edward continua a giocare alla grande, eccolo qui, perfetto. Appena soddisfatto, appena termini vedi di prenderti qualcosa, anzi fai la colazione con un po' di uova strapazzate. Compiti finiti, perfetto. Mandiamolo immediatamente a effettuare qualche disegnino, magari qualche veicolo, visto che adesso è ispirato per aver mangiato. Ehi, che è questo fumo? Attenzione, vediamo un po'. Diventerà una maga della scienza. Nostra moglie è quasi pronta per alzarsi. Il piano di sopra, ragazzi, sta venendo davvero molto bene. I prossimi soldi li investiremo appunto qui, nella zona delle librerie. Vediamo un po'. Ok, ci siamo. Vai a prenderti da mangiare, amico mio, e dopo continua nella tua sezione della programmazione. Continua a sviluppare applicazioni per i cellulari. Allora, mi sa che anche il nostro figlio è affamato. Nel frigo c'è un po' di farina d'avena. Ah, compriamo ragazzi un forno a microonde, potrebbe essere molto utile. Allora, vediamo di prendere un nuovo bancone, sempre simile a questi, perfetto. E vediamo di aggiungere anche il nostro forno a microonde. Purtroppo non abbiamo i soldi, va bene, lo faremo appena completeremo le applicazioni per i cellulari. Ok, appena finito ripulisci e dopo continua a disegnare per portare le tue abilità al livello massimo. Perfetto. Continuiamo, Edward, come stai andando? Ok, sviluppiamo le applicazioni. Nostra moglie ha ricevuto i diritti d'autore, 472. Bene, allora, mi sa che può svegliarsi. Adesso andiamo a preparare qualcosa. Serve il brunch del toast francese, può andare bene. E dopo ci possiamo fare anche una bella suonatina al pianoforte. Come va qui? Qui c'è il putridume, mamma mia, proprio una specie di foresta ormai in distruzione, ma per adesso la lasciamo perdere. Intanto continuiamo la programmazione. Nostra figlia si sta divertendo per adesso ad aumentare la sua abilità mentale, che vi ricordo si sviluppa al tavolo scientifico e l'aumento sblocca nuove pozioni, ma soprattutto grandi possibilità quando diventerà adulta. Vediamo un pochettino. No, non chiacchierare con Leonardo. Vai a svuotare un po' la vescica e dopo prenditi un po' di patatine. Magari un bel pisolino potrebbe essere comodo. 8 per quanto riguarda il livello di programmazione più abile come hacker. Perfetto. Qui come stiamo andando? Siamo al livello 6 di pianoforte, discreto. Abbiamo recuperato un po' di punti di divertimento. Vediamo di andare a preparare qualcosa di interessante. Servi per pranzo un po' di vediamo un po' di
chili, non so se si legge così, perfetto. E dopo svuotiamo un pochettino la nostra vescica. Bene, siamo abbastanza felici. Livello 6, perfetto, possiamo fare delle ricerche addirittura su Simpedia. Intanto Edward continua a programmare. Bene. Ok. Purtroppo sabato e domenica sono tutti a casa, non si guadagna granché. Ecco, nostro figlio vedrà adesso di continuare sempre a ripulire questa zona. Allora, ripulisci anche questo e magari cerca di disegnare un altro veicolo. La nostra figlia, mi sa che è abbastanza stanca dopo aver pensato tutto il giorno, si farà una bella dormitina. Nostra moglie invece, per andare avanti, potete vedere che ha bisogno di altri 2 libri pubblicati per conto proprio. Quindi, vediamo un pochettino, facciamoci una bella, come dire, andiamo un attimino a far visita alla fatina del gabinetto e dopo chiacchieriamo un po' con nostra figlia, che non la sentiamo da un po'. Dove è finita? Attenzione, mi sa che non ce l'abbiamo più tra l'elenco dei contatti. Parliamo un pochettino con Michele Lombardi, ma chissà che fine avrà fatto questo ragazzo. Ok, intanto vediamo di velocizzare un po' tutto. Come stiamo andando con le applicazioni? È ancora un po' dura, ci metteremo ancora un po' per finire tutto. Livello di creatività al 3. Allora, vediamo di scrivere un nuovo libro. Scrivi un nuovo libro di genere saggio, che sono anche più lunghi dei soliti libri normali. Allora, vediamo di chiamarlo un nuovo saggio, un libro di saggistica. Allora, ne abbiamo scritti abbastanza. Questo lo chiamiamo, vediamo un po', raccolta di poesie. Ragazzi, che cosa possiamo scrivere come saggio? Fatemi pensare un attimo. Ok, chiamiamolo analisi, anzi rivalutazione, rivalutazione, concetti, rivoluzione francese. Perfetto, un libro di saggistica. È un libro di, è un saggio storico e letterario. Inerente, anzi riguardante il contesto del XIX secolo in Francia. Bene, vai. Vediamo di procedere. Allora, vediamo di sviluppare le nostre abilità. Intanto Edward si sta spremendo abbastanza. Tra poco vedrà di andare a letto. Eccolo qui. Dobbiamo però completare le applicazioni perché ci servono i soldi per ingrandire il piano superiore. Mettere il tetto e mettere le finestre. E 2 sedie qui, come mi avete consigliato. Allora, stanno tutti male, maledizione. Sono tutti a disagio. E allora, vediamo di recuperare le forze. Perfetto, il nostro figlio è l'unico che è discreto. Ok. Allora, mi sembra che qua c'è il chili. Prendi una porzione. Questo metti in frigo, se no diventa amaro. Ok, vediamo un po'. Edward, come siamo? Dai, cerca di resistere ancora un po'. Allora, Stefania ha finito. Vedi di adesso chattare un po' con qualcuno. Perfetto. Cerca un amico di penna. Ottimo, un altro scrittore, in modo tale da aumentare la nostra socialità. Un nuovo libro per il futuro. Eccolo qua. Allora Edward, cosa sta succedendo? Siamo un po' stanchi? Allora, vediamo di prenderci una bella tazza di caffè. Ho scritto sul forum degli amici di penna. Ora non resta che aspettare eventuali amici. Allora, però, visto che ci siamo, possiamo chattare un po' con Zopatel. Perfetto. Ok, vediamo Edward di prenderci il nostro caffeino, così ci tiriamo un po' su. Bene, vediamo se è vero. Che è successo? E proprio adesso si doveva distruggere. Maledizione. Va bene, basta così per oggi. Andiamo a farci una bella dormita. Per quanto riguarda questa macchinetta del caffè, adesso vediamo di eliminarla e di prenderne una migliore. Vediamo un po'. Questa quant'era? Era discreta, ragazzi. Perché l'abbiamo tolta? Forse era una delle migliori. Vediamo un po'. Qualità 8, affidabilità 8. Maledizione, perché l'ho tolta? Va bene. Allora, mi è venuta un'idea. Lasciamo perdere il caffè. Prendiamo un annientatore di cibo. Perfetto. Anzi, no. Per adesso prendiamo il modello base e poi vediamo di comprare qualche altra cosa. Perfetto. E andiamoci a farci una dormita. Eddie, dai, basta così. Ce l'abbiamo il caffè però in mano. Perfetto, l'abbiamo fatto. Bevi con disperazione addirittura. Eccoci qua, vediamo di riprenderci. Un bel caffeino. Vediamo. Per la scarsissima energia, un attimino, ci stiamo riprendendo. Allora, la nostra socialità, ragazzi, è aumentata. Io dico adesso di continuare a scrivere un po' di poesie. Perfetto. Per esempio possiamo scrivere Ode to the West Wind. Perfetto, in inglese. Ode to the West
Wind è un libro, no, è una poesia narrante le peripezie di un particolare vento personificato. Perfetto, vai. Benissimo, vediamo di scrivere anche questo secondo manoscritto. Poi eliminiamo questo rito voodoo qua sotto e ci andiamo a fare una bella partita, anzi una bella suonatina al pianoforte, magari alle 2 di notte, così svegliamo tutto il vicinato. Allora, i nostri figli. Allora, questo Leonardo è quasi pronto per disegnare qualche altro elemento, visto che è Leonardo da Vinci in persona. Ok, ecco i nostri libri. Nostra figlia si farà un bel bagno con schiuma appena alzata e magari prenderà un po' di vediamo cosa c'è. Vedremo un po' di chili con carne. Mamma mia. Qualche canzone interessante, per esempio blues. Ho fallito con il fumo. Dai, vediamo com'è. Figo. Dove è andata la giornata? Bellissimo. Guardate un pochettino semi minime, crome che volano via. Le chiavi di violino. Vediamo qualche altra canzone. Questa? Mamma mia. Fantastiche queste canzoni. Proviamo invece un po' di tradizionale. Per esempio ritmo e ritmo. No, non mi piace questo genere. Dobbiamo cercare qualcosa di un po' più rock. Per esempio non è il luogo migliore. Vediamo. Questa musica è tipo musica da piano bar, va bene, io volevo qualcosa di più interessante, però va bene, ci possiamo accontentare. No, suona, continua, anzi, benissimo. Ecco, perfetto, continua così. Allora, appena finisci, ripulisci un po' tutto, puoi servire per cena degli spaghetti e dopo te ne vai a letto, va bene? Perfetto. Nostro figlio... Eccolo qua, è pronto, vediamo di fargli ripulire un po' tutto. Allora, abbiamo un'abilità a livello 3, quindi vediamo di arrivare al livello 4. Perfetto, disegno un altro veicolo. Per quanto riguarda nostra figlia, livello 7, può suonare canzoni latine. Perfetto. Vabbè, allora ci compriamo una bella chitarra. Allora, che succede? Dov'è nostra figlia? Ancora c'è il chili di ieri sera, che sarà fradicio, però va bene lo stesso. Ti puoi fare anche una visitina all'urinatoio e dopo magari continuare a... come dire, sperimentare. Ok, Eddie è quasi morto, mamma mia, che cosa? È morto di fame. Allora, possiamo fare colazione con un po' di farina d'avena, visto che abbiamo adesso il microonde. Possiamo andare anche in bagno. Ecco la nostra farina d'avena. L'ho sempre voluta mangiare la farina d'avena. E dopo facciamoci una bella giocatona al gioca per sim per sempre. Ecco i fiocchi d'avena. Guardate che triste è Edward. Tirati su, amico mio. Che cos'è? Interno freddo per il cibo cotto al microonde. Sì, stiamo andando, tranquillo, amico mio. Eccoci qua. Molto teso. Ok, siamo immediatamente al computer per diminuire questa tensione. Nostra moglie dove è andata? A letto. Ok. I nostri figli sono appena svegli. Il caffè lo togliamo. Questo pure. La spazzatura non c'è per adesso. Vediamo qua fuori invece se possiamo fare qualcosa e non possiamo interagire. Ecco, elimina invece le piante morte. Fammi questo favore. Perfetto. Posta non ce n'è. Mentre nostro figlio vedrà dov'è. Vediamo un po'. Mi sembra che al piano superiore. Ecco, vediamo di fargli fare una bella dormita. Stefania mi sa che non può neanche andare al lavoro. Tra un'ora deve andare. Allora facciamo così, alziamoci un attimo e pubblichiamo per conto nostro i libri. 1 e 2. Abbiamo abbastanza punti per comprare qualcosa, per esempio... No, non era qui. Allora, abbiamo una pozione per il sonno, per la felicità. Temporaneamente felice. No, oppure una pozione energica. Ecco, ci serve questa, ragazzi. Perché mi sembra che siamo quasi a zero con l'energia. Infatti. Quindi intanto vai a pubblicare questa roba. Perfetto, vai. Eccoci qua.
Vediamo di pubblicare tutto. Aspetta, aspetta, aspetta. Pubblica anche questo. Ode to the West Wind. Perfetto. E poi beviti la tua pozione. Avanti. Bevila tutta. L'hai bevuta? No, non l'abbiamo bevuta. Vediamo. Ah, forse sì. E che abbiamo fatto, maledizione? Non l'abbiamo neanche bevuta. Che è successo? Devo provare ad andare in bagno. Aspetta. Ok, non andare al lavoro per adesso. Usa il bagno e poi te ne vai al lavoro. Ah, la pozione l'ha messa lì. Aspetta, 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 ragazzi. Qui c'è la nostra pozione e poi ce ne andiamo al lavoro immediatamente. Ok. Dai, dai che ci riusciamo. Dai, basta, non ti lavare le mani, fregatene. Ecco la tua bella pozione. Vai, vai che ti senti meglio. Vai che ti senti meglio, perfetto. Come siamo? Non ce la siamo neanche bevuta. Dove l'abbiamo lasciata? Ne abbiamo avuto un sorso. Maledizione. Vabbè, intanto abbiamo guadagnato abbastanza soldi. Edward, dove sei? Con calma, che sta succedendo? Triste? Lamentati per essere solo? Va bene, non è un problema per... allora, dobbiamo fare delle cose, ci sono delle priorità. Prima dobbiamo lavorare, concentrato. Ok? Prima dobbiamo iniziare a lavorare. Appena abbiamo sistemato la situazione finanziaria, ce ne andiamo dove volete. Corruzione. Stefania ha fatto un'intervista importante per un articolo di grande interesse, ma ora l'interlocutore le offre una mazzetta per omettere dalla versione finale dell'articolo. Stefania deve accettarla o cambiare l'articolo e rispettare i propri principi. Rifiuta. A un momento di rendimento medio è piacevole avere dei principi. Stefania sostiene la propria posizione e pubblica un articolo eccellente. Grande. Però, allora, basta sperimentare. Vedi di darti da fare. Tu, amico mio, butta tutta questa roba e continua a disegnare nuovi veicoli. Perfetto. Allora, Edward, cosa stiamo facendo qui? Continuiamo a pubblicare queste applicazioni. Perfetto. Appena finisci, servi per pranzo un po' di formaggio grigliato e poi gli facciamo fare una bella telefonatina. Allora, livello 4 per il nostro Leonardo. Ottimo lavoro. Ripulisci. Fatti una doccia in maniera veloce per essere più energico. Ok. Vediamo un po'. Un'applicazione per cellulari completata. La chiamiamo, ragazzi, iRoute. Non so se esista, però la mettiamo lo stesso. E il nostro grande investitore ci ha dato nuovi soldini per il nostro lavoro. Quindi grande, ottimo lavoro per Edward. Allora, nella sezione degli acquisti, le finestre, ragazzi. Metterei qualcosa di molto sobrio, come per esempio queste finestre qui in marrone. Una, 2, 3, 4 e 5. Stessa cosa al piano di sopra. Anzi, aggiungerei delle finestre diverse. Per esempio queste. 1. Anzi no, 1, 2. E qui mettiamo una finestrella qui, un'altra qui e qua un'altra così. Perfetto. In bagno ovviamente metteremo delle finestre un po' diverse, delle finestre per fare prendere un po' d'aria, tipo nella sezione superiore, tipo così. Una e sotto un'altra. No, così è orrenda. Un po' più in alto. Perfetto. Con questi 1400 intanto io sposterei il pianoforte al piano di sopra e lo metterei tipo qui. Così. La pianta qui. Ok. Aggiungerei anche qualche altro elemento qua su. Il bagno. Aggiungiamo per adesso solo la vasca da bagno. Una vasca da bagno come si deve. Secchio spaziale. Antistress 4. Sollievo dal disagio. E anche ottima affidabilità. Con questi altri soldi vediamo adesso cosa possiamo fare. Lo specchio l'abbiamo messo. Il bancone lo lasciamo perdere. Volevo vedere quanto costava un cavalletto. Una chitarra 600. Una libreria, perfetto. Aggiungiamo una piccola libreria nella stanza dei bambini. Così, ragazzi. No. Niente, per adesso non abbiamo i soldi per farlo. Allora, attendiamo la prossima annata delle applicazioni.
Attenzione Edward con quelle fiamme. Ok, vedi di completare la tua... attenzione figliola mia, fammi finire qui. Perfetto, vediamo di mangiare un po'. Allora, ho visto che l'abilità di cucina si cresce molto più velocemente. Allora, la riponi nel frigo. Dopo ti puoi fare anche un bel bagno con schiuma, Edward. E dopo magari ci facciamo una bella telefonatina. Eccola qua, una bella chiacchierata con... vediamo un po'. Non c'è nessuno. E allora ci facciamo una ricerca. Andiamo fuori, parliamo con qualcuno. Mandiamo un attimo Edward qui. Devo fare una cosa col ragazzo. Allora, no. Tu devi fare un'altra cosa. Esercizio, fai gli addominali. Inizia a potenziarti un po' perché fa bene. Eccoci qua. Ecco qua. 1, 2. 1, 2. Nostra figlia è pronta. Lo stato energico lo guadagnerà più avanti. Intanto vai e fatti una bella dormita. Ok. Per quanto riguarda nostra moglie è al lavoro, che continua a essere molto a disagio, però ha finito. 304, perfetto.